Ed è buongiorno, buongiorno, buon sabato 2 maggio. Benvenuti a questo nuovo appuntamento Io Compro Siciliano Live. Una nuova giornata, un nuovo weekend, quindi a voi buon weekend. Felici di aprire questo sabato all'insegna della cultura, all'insegna della musica, all'insegna della moda. Oggi sarà veramente un grande appuntamento perché inizieremo a parlare di turismo, accoglienza, lo faremo con la nostra rubrica Chiedimi pure, il sabato sapete a cura di Davide Morici, uno dei 3 fondatori del progetto Io Compro Siciliano, e poi abbiamo 2 meravigliosi ospiti. Nel campo della moda abbiamo Antonella Giorgianni e nel campo della musica abbiamo un ambasciatore della musica siciliana nel mondo, il grande e stupendo Mario Incudine. Oggi, come sempre, iniziamo con i grazie. Grazie 160.000 volte 597 e viaggiamo forte, viaggiamo veloci. Per chi fosse da poco entrato nella nostra realtà, nella realtà di Io Compro Siciliano, diciamo benvenuti in questo mondo di Io Compro Siciliano che sponsorizza e promuove tutto quello che riguarda il mondo Made in Sicily. Tutti quelli che sono i nostri prodotti, tutti quelli che sono tutto quello che sono le nostre eccellenze, i nostri mestieri, ma anche la nostra cultura, il nostro turismo. Noi siamo ben felici perché adesso cominciamo veramente ad avere ben forte anche quello che è il meccanismo legato alla formazione di questo database. Lo diciamo sin dall'inizio, stiamo lavorando appunto per inserire le vostre aziende all'interno di questo database. La mail di riferimento è info@iocomprosiciliano.com, ma siamo anche attenti a quelle che sono le vostre proposte. Arrivano quotidianamente, sono tante. Voi sapete tra l'altro che le condividiamo con voi e siamo ben attenti a quello appunto che proponete. Per quello che riguarda le proposte, la mail di riferimento è proposte@iocomprosiciliano.com. Sempre vi diciamo attenzionate anche a quella che è la modalità per poter inserire i vostri post all'interno del gruppo. C'è un video che troverete di Francesco Caravello che vi indicherà quelle che sono proprio le modalità. Quindi tutti ben felici di conoscere la nostra Sicilia, i nostri prodotti, di mettere insieme quello che è questa domanda e questa offerta, i consumatori con i produttori, ma anche conoscere gli artisti, le potenzialità della nostra terra. Noi sabato apriamo l'appuntamento con Chiedimi pure, è una rubrica che gestiamo nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Il venerdì a cura di Giuseppe Giorgianni, il sabato a cura di Davide Morici e la domenica a cura di Francesco Caravello. Oggi parliamo di turismo ed accoglienza, ne parliamo con Davide Morici. Buongiorno, buongiorno Davide. Ecco qui, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Allora, Brusca e buongiorno al popolo di Io Compro Siciliano. Davide, innanzitutto a te, a Giuseppe Giorgiani, a Francesco Caravello, alla meravigliosa squadra di Io Compro Siciliano, complimenti. Io prima di dare la parola, perché oggi parleremo appunto di territorio, parleremo di quanto è importante sia proprio promuovere il turismo e cercare di attenzionare quella che è la cultura. È un po' quello che tra l'altro è stato anche un po' argomento di conversazione prima di questa diretta, cioè quanto la cultura poi diventi importante come forma di investimento e quindi come proposizione della nostra terra. Io prima di lasciare la parola dico complimenti perché Io Compro Siciliano viaggia e viaggia veramente bene
e i risultati sono forti e tangibili. Partiamo da qui. Assolutamente sì, mi piace partire da due parole che sono qualità e identità, che poi sono due parole che appartengono alla nostra terra. Noi di queste parole, sia io, sia Francesco, sia Giuseppe, ma comunque tutti i siciliani, ne abbiamo sempre fatto un buon uso e sicuramente avremmo potuto in passato sfruttare molte più opportunità, molte più occasioni. La qualità del prodotto made in Sicily, la qualità del prodotto che proviene dal territorio, la qualità di un'identità che è la nostra, che è forte, l'identità della Sicilia. Da là siamo partiti nel creare Io Compro Siciliano e abbiamo avuto anche abbiamo il momento giusto, abbiamo trovato il momento giusto per farlo. Non so quanto, e mi leggo anche a come che ci è arrivato personalmente, perché lo dici sempre, arrivano continuamente commenti, sia alla pagina sia personalmente a ognuno di noi. Un commento in cui dice da tanti anni questo Made in Sicily, questa voglia di portare fuori questo messaggio sposo, questa persona mi dice io sposo e lo fa a livello imprenditoriale e fa capire anche che è dentro determinate dinamiche politiche. Non si espone, non dice in che cosa, ma è il contenuto quello che conta, perché poi alla fine dice voi ci siete riusciti e per tanti anni noi non ci siamo riusciti. Complimenti, assolutamente complimenti, andate avanti. Parto da questo, per poi alla fine siamo riusciti a creare un'opportunità che ha messo in connessione la domanda e l'offerta. La gente ci dice grazie, ci ringrazia. Io ho venduto questo, grazie, Io Compro Siciliano. Io ho scoperto che in Sicilia esiste questo prodotto e ho scoperto chi lo vende. Infatti, la progettualità che spesso menzioni di questo progetto Io Compro Siciliano non è altro che partire da quel database, ma fondamentalmente mettere a sistema tutto questo, che quella identità e quella qualità che ho detto all'inizio venga rivalutata anche principalmente partendo da questo gruppo, perché in questo gruppo ci sono pure artigiani che magari lo fanno in maniera, hanno una qualità immensa, ma lo fanno in maniera non imprenditoriale, tra virgolette. Questo servirà a loro a poter trovare una strada giusta per migliorarsi, per potersi presentare meglio. E invece servirà a tutte quelle ditte per poter abbracciare questo bacino di utenza. Tutto sotto un unico denominatore, che è questa qualità e identità, la qualità del prodotto e l'identità della provenienza. Compro Siciliano rappresenta la provenienza siciliana, cioè che tutto proviene dalla Sicilia, anche nel settore del turismo. E mi abbraccio a quello che dicevi prima, un po' la struttura ricettiva, la nostra accoglienza, il nostro modo di fare accoglienza, che è un'identità, perché noi sappiamo fare l'accoglienza da siciliani, abbiamo un'identità forte e quindi sarà un messaggio per il mondo. Quindi partiamo da là, come dicevi tu. Poi allora, andiamo al settore turismo e spettacolo. Dimmi. Dopo ti ridò subito la parola. Sì, no, poi ti ridò subito la parola. Io volevo, a proposito del progetto Io Compro Siciliano, e poi entriamo nel vivo della nostra conversazione, fare anche complimenti, perché in questi giorni abbiamo visto veramente la stampa ha tanto parlato di Io Compro Siciliano. Proprio l'altra mattina abbiamo visto un servizio fatto ad 1 mattina, quindi siamo arrivati in Rai. Addirittura so che ci sarà un prossimo collegamento, così come un prossimo collegamento ci sarà anche su Rai 3. Per cui una cosa importante che mi piace dire rispetto a quello che poc'anzi stavi un po' dicendo sulla progettualità, che si sta continuando a lavorare perché bisogna e si vuole portare il progetto di Io Compro Siciliano avanti. E questo progetto è fondamentale, e qui appunto ti lascio la parola, è fondamentale la cultura come punto di investimento.
Assolutamente, la cultura e lo spettacolo, proprio questa rubrica che noi portiamo avanti il sabato, il tema è turismo e spettacolo. Chi investe in cultura sicuramente aumenta l'economia di un paese. Abbiamo avuto giorni fa, proprio in funzione della cultura, abbiamo avuto la fondatrice di Farm Cultural Park e quello è uno degli esempi. Si è investito in cultura e si è cambiato l'immagine di un territorio che era conosciuto, come purtroppo tanti territori nostri, era conosciuto soltanto per questioni non belle che ci portiamo a volte dietro, e con questa iniziativa culturale è dato un nuovo vestito a questo territorio. Quindi investire in cultura sicuramente rende, tra cui anche lo spettacolo e gli eventi, perché fa sì che in sinergia con il turismo, in sinergia con il si porta economia, un evento ti porta accoglienza, fa muovere e lavorare le realtà del territorio, quindi la programmazione, che è una parola fondamentale per poter creare indotti e sviluppi economici, la programmazione di eventi sicuramente porta tanta ricchezza nel territorio, e ne abbiamo avuti tanti di esempi in Sicilia. Sicuramente Io Compro Siciliano si lega in pieno a questo, proprio la progettualità, perché seppur parte da quel prodotto e quel progetto che verrà a brevissimo presentato, che è il mettere a sistema quello che sta succedendo, cioè quindi questa connessione tra domanda e offerta, ma fondamentalmente è una rete, e attraverso la rete si porta economia, quindi anche gli eventi entrano dentro la rete. Un'immagine ben forte della Sicilia da portare in tutto il mondo, partendo dalla Sicilia però. Dicevo Davide, c'è un messaggio, adesso poi naturalmente saluteremo tutti gli amici che già ci hanno scritto, ma è in riferimento a quello che poc'anzi dicevi, nel senso che la cosa più grandiosa, questo lo scrive Salvo Renda, è chef, la cosa più grandiosa è che questo gruppo ha creato una barriera tra il pessimismo dovuto al momento buio e l'entusiasmo creatosi fra tutti noi isolani, consapevoli che è arrivato il momento di unirci, scegliendo il meglio che la nostra terra possa offrirci. Un plauso agli amministratori, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Katiuska, buongiorno Davide, grazie Salvo per queste bellissime parole. Ancora Mimma Nicolosi Palana dice: proviamo ad amare un po' di più la nostra isola raccontando al mondo le nostre bellezze, basta sottomissione, svegliamoci. Ed ancora Massimo Aiello: buongiorno ragazzi, benvengano iniziative culturali come Volano per lo sviluppo del territorio. Evelina Nicotra, e poi ti do subito la parola, dice: penso che ci fosse un sottobosco di domanda, ma non si conoscevano le capacità dell'offerta. Domanda e offerta ora finalmente si sono incontrate. Da tempo compravo siciliano a sud, c'è già una forte sensibilità anche in politica. Fare questa scelta economica è anche politica. Quindi grazie, e poi grazie a tutti gli amici che naturalmente ci hanno scritto, Cristina Sarafina, Giovanni Cavallaro, Salvatore Buccafusca da Roma, Daniele e Loredana Uniemi, Fausta Intravaglia, Daniela Vinci, Amalia Lopinto, sono veramente tanti i messaggi che arrivano, adesso fra un poco ci ritorneremo. Davide, quello che viene fuori dai messaggi del grande popolo Io Compro Siciliano è proprio questo: più consapevolezza, più coscienza, promuoviamo la nostra terra, promuoviamo la cultura come volano, dicevi tu poc'anzi. Sì, assolutamente, come volano. Noi attraverso questo progetto Io Compro Siciliano siamo riusciti, ne prova proprio quello che succede all'interno del gruppo, siamo riusciti a superare la barriera di quel siciliano. Noi siciliani a volte non facciamo il primo passo, ma quando veniamo coinvolti diamo il massimo, ed è quello che è successo. Siamo riusciti a superare questa barriera, ma dobbiamo avere sempre fermo il riferimento di quello che è qualità e identità. Ci tengo a ribadirlo perché sarà un punto fermo di questa progettualità. Noi dobbiamo puntare a migliorarci. Questo periodo che stiamo vivendo ci ha fatto capire che dobbiamo un po' reinventarci, e questo progetto è stato frutto proprio attraverso questo reinventarsi.
proprio grazie a questo, ma dobbiamo assolutamente studiare, dobbiamo avere dei riferimenti e noi ne stiamo costruendo tantissimi, li metteremo a sistema e saranno quei riferimenti che faranno sì che ognuno, il piccolo, molte realtà che sono fatte il proprietario e lo stesso dipendente, è che lava, è quello che cuce, è quello che dipinge, c'è tutto un dipendente, una ditta individuale fatta da un dipendente. Quindi immaginate la forza che stiamo dando a questi piccoli di potersi far conoscere, ma devono essere anche loro a seguire il messaggio della qualità, a seguire quei riferimenti che noi stiamo costruendo affinché tu stesso possa fare un passo nel tempo, cioè la continuità nel tempo, poter lavorare, poter allargare, poter potenziare quello che è la tua rete vendita. Quindi questi riferimenti di identità e qualità fanno parte del progetto Io Compro Siciliano, che presto verrà presentato, e quindi affinché questa opportunità diventi volano, io mi permetto di dire a quel punto realmente non ci fermiamo più. La stampa ci ha invasi, ne parlano molto prima che noi iniziamo a parlarne, e chiudo solo perché poi ci sono degli ospiti bellissimi, ma un po' tutti gli ospiti di questa Io Compro Siciliano Live sono ospiti eccezionali. Oggi abbiamo veramente due eccellenze. Dicevo, voglio chiudere solo con questo messaggio. Ho ricevuto una telefonata ieri da una palermitana del nord, cioè nel senso che vive al nord e comunque in questa sua fase di vita sta valutando di ritornare al sud e reinventarsi. Una persona inserita in tante dinamiche del mondo dei social, del marketing, della vendita, insomma, in tante dinamiche, e mi ha detto: voi siete stati vincenti, cioè avete sfruttato al massimo il momento, avete creato un'opportunità che oggi si concretizza già in fatti, perché questa è la particolarità. Noi abbiamo creato un fatto, cioè non abbiamo creato solo la piattaforma, oggi la gente già vende, già da tempo, da quando è nato, riesce a vendere attraverso Io Compro Siciliano, quindi questi sono fatti. Più stiamo facendo un progetto, noi lo stiamo mettendo a sistema, ma il fatto c'è, e alla fine lei ha concluso dicendo: è come se voi aveste in questo momento siete l'unica vera realtà e l'unico per il rilancio dell'economia siciliana, ed è una parola forte, per noi è tanta responsabilità che condividiamo con tutti i nostri consulenti, con tutte le proposte che arrivano, con tutto il nostro gruppo, e che sarà la forza per assolutamente andare avanti senza fermare. Io non parlo più perché do la parola all'arte. Va bene. Permettimi soltanto, e così chiamiamo i nostri ospiti di oggi, perché secondo me c'è tra l'altro tanta attesa per questo momento. Allora, Daniela Vinci saluta tutti, Cristina Safina, Alessandro Vassallo, saluti a tutti, Rossella Buffa, Claudio Meli, Sabrina Gianformaggio, Patri Franco, proprio Claudio ci scrive: infatti state convogliando energia positiva, buoni propositi, risorse economiche e tanto altro nella nostra meravigliosa Sicilia. Magico quello che state realizzando. Grazie. Salvatore Vizzi, abbiamo avuto sempre un tesoro nelle mani, non dovevamo aspettare la pandemia per conoscere la nostra meravigliosa Sicilia. È il momento di sfruttare l'enorme potenziale delle bellezze della nostra isola, verissimo. Beh, allora signori, io a questo punto ho il piacere di presentare i nostri due ospiti di oggi. Noi abbiamo due eccellenze, abbiamo eccellenza nel campo della moda, eccellenze nel campo della musica. Abbiamo in collegamento Antonella Giorgianni, creatrice di moda dedicato al mondo della sposa. Adesso entrerà in collegamento, vedo già. Buongiorno Antonella. Ciao a tutti, come va? Desio sposa, bene, grazie di essere con noi. Grazie di essere con noi. Grazie intanto a voi per avermi invitato. Complimenti sempre a voi, a Davide, a Francesco e a Giuseppe per questa unione, questa sinergia che hanno creato e per tutto quello che stanno portando avanti per il nostro meraviglioso Sud. Grazie davvero.
Senti Antonella, noi a questo punto, siccome in realtà c'è un collegamento con l'ospite che stiamo facendo entrare in diretta e capiremo nel vostro racconto perché. Noi siamo felici di avere con noi veramente un grande ambasciatore della musica siciliana nel mondo. Lui è un grande musicista, lui è un grande cantante, lui è un grande attore, lui ha anche è stato protagonista veramente di tanti spettacoli. Siamo felici di avere a Io Compro Siciliano Live Mario Incudine. Ed ecco qui adesso entrerà anche lui. Buongiorno a tutti. Ciao Mario. Buongiorno Mario. Ciao a tutti, come state? Bene, bene. Ciao, Poi soprattutto oggi veramente ancora di più perché tu ed Antonella portate il sole in questo bellissimo sabato. Grazie. Allora, noi parliamo di eccellenze perché Io Compro Siciliano è eccellenze. Antonella, tu in realtà con Desio Sposa, la tua azienda, ha la sua sede principale a Barcellona Pozzo di Gotto, dove tra l'altro la tua tradizione è, adesso ci racconterai quale, ma tu in realtà sei una grande imprenditrice, sei una creatrice di moda e tu hai oltre, se non erro, circa 15 aziende un po' nel mondo, Sì. Quindi sei un'imprenditrice siciliana che però porta il tuo imprinting, perché tu nel tuo modo di creare e adattare le collezioni hai sempre il tema della sicilianità. Ma parliamo di come nasce il tuo progetto. Allora, diciamo che la nascita di un progetto non ha possiamo dire, una data ben precisa. Questo atelier nasce 40 anni fa, grazie a mia mamma e alle mie zie. Quindi è un atelier di famiglia, perché noi, come qualcuno sa, come Davide, Mario, La signora fortunata! Antonella, ma la signora Fortunata è lì? Ma riusciamo a portarla in camera? Signora Fortunata, venga dentro. Riusciamo a vederla? Ci ascolta mia mamma sempre, ora si avvicina. E diciamo che l'atelier nasce come Baby Anna, nasce 40 anni fa, proprio perché mia mamma è una grande sognatrice. Sogna l'abito da sposa intanto per le sue alunne, perché lei è un ex insegnante, e da lì la possibilità di realizzare appunto i sogni delle ragazze in maniera più semplice. Lei diceva sempre dice sempre, tutti devono permettersi un bellissimo abito da sposa, perché l'abito da sposa rappresenta il sogno di ogni ragazza. È il momento, come si dice, è una cosa che soprattutto in questo periodo in cui io sto risentendo tutte le mie ragazze telefonicamente, io chiamo le mie spose le mie ragazze, proprio capisce ancora di più quanto sia importante l'abito per ogni sposa, perché proprio è il fulcro del coronamento di un sogno. E da lì diciamo che io ho continuato i miei studi, ma sempre con la volontà di rimanere al sud e di rimanere all'interno di nel campo della moda sposa. Il negozio ha subito man mano ovviamente delle innovazioni, le aziende si sono susseguite, ma alcune sono rimaste dentro l'atelier costantemente, soprattutto quando parliamo di Made in Italy, perché noi crediamo molto nel Made in Italy e soprattutto io cerco di, come si può dire, abbinare qualsiasi l'abito da sposa alla ragazza, ma non soltanto parlando di fisicità, ma soprattutto parlando anche di viso e soprattutto di personalità. E da lì molte volte anche la trasformazione dell'abito, per cui da un abito si parte da un abito, ma poi molte volte si arriva ad un altro, proprio perché l'abito deve essere in simbiosi con la ragazza. Non Antonella, so, io ti fermo un attimino. Ti fermo soltanto un attimo. Tu ci stavi raccontando la storia della tua azienda, ci stavi dicendo quanto poi tu cerchi nelle creazioni, poi nel riadattamento della creazione del tuo abito, che è l'abito più importante della vita di ogni donna, cerchi di
caratterizzare sempre con un tema di sicilianità. Beh, io a questo punto riprendiamo da questo argomento fra poco, ma vorrei passare a Mario soltanto un secondo. Mario, tu proprio per quello che riguarda il tema della sicilianità, tu sei un grandissimo artista, sei un siciliano e sei conosciuto ovunque a livello nazionale e internazionale. Mario, tu hai voluto fare una scelta ben precisa, che è proprio quella di non perdere assolutamente quella che è la storia legata alla sicilianità. Sì, questa è stata la mia missione da sempre, per due ragioni, per due direttrici che mi hanno sempre guidato. La prima è l'amore per il dialetto, perché Ignazio Buttetta diceva: a un popolo levateci un passaporto, a tavola un mancia, a letto un dormi, è sempre ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci leva una lingua addutata delle pagine. Tanno è perso per sempre e me ne accorgo ora mentre accordo a chitarra d'un dialetto che perde una corda lo giorno. E io questa chitarra l'ho voluta tenere sempre accordata perché ho sempre creduto che il dialetto potesse essere veramente un grande veicolo di identità. Pitrè diceva che un popolo non si conosce se non si conoscono i proverbi, gli usi, i costumi, le tradizioni. Tutto questo fa di un popolo un grande popolo. Noi abbiamo la fortuna di essere uno dei popoli più contaminati della storia dell'umanità. Non esiste un siciliano puro, non esiste un siciliano autentico. Il siciliano è la somma di tutte queste culture che si sono stratificate. Quindi essere siciliani significa andare ad assommare tutte queste caratteristiche, queste peculiarità. Questo lo si trova nella musica, nel dialetto, lo si trova nell'architettura, lo si trova nel cibo, lo si trova negli abiti da sposa, che riportano anche quell'antica tradizione normanna, araba. Anche proprio i nostri matrimoni sono molto arabi, dal cibo al coinvolgimento degli invitati, alla festa che si fa. Quindi noi abbiamo una grande risorsa, che siamo unici e la nostra ricchezza è unica e siamo un popolo unico. Poi, perché ho deciso di fare questo mestiere, di dedicarmi alla musica e al teatro in dialetto? E raccontare la nostra identità, perché Tolstoi diceva: racconta il tuo villaggio e sarai universale. Quindi non c'è cosa più universale della propria identità, del proprio villaggio. Non c'è cosa più importante che raccontare se stessi. Antonella prima raccontava delle spose, di quanto è importante per una sposa l'abito da sposa. Io aggiungerei che è importante anche tutto quello che c'è dietro la preparazione di una sposa, il corredo che le madri, le nonne, le zie preparano e mettono dentro questa cassapanca pronta a consegnare alla sposa i giorni prima del matrimonio. Quanto è importante la dote, ma non la dote in termini di ricchezza, in termini di denaro o di beni materiali, ma quanto è importante la dote manifatturiera, lenzuola, coperte, tovaglie ricamate, orlate a mano. Lì c'è tutto il sapiente lavoro manuale, artigiano, di madri, sorelle, zie, nonne, che per garantire alla sposa una dote importante mettevano tutto questo sapere antico a disposizione dell'arte, perché poi ci sono tovaglie, lenzuola, coperte che sono vere e proprie opere d'arte. Quindi io sono convinto che raccontare la nostra sicilianità, non solo attraverso i prodotti, attraverso la musica, perché Io Compro Siciliano è un marchio esportabile a qualsiasi cosa. Io Compro Siciliano sicuramente è un marchio da appiccicare ai prodotti di prima necessità, quindi cominciare a prendere le nostre risorse, a mangiare le nostre cose non a chilometro zero, a metro zero, perché noi bastiamo a noi stessi, comprare i dischi siciliani, comprare i libri di autori siciliani, ma non per facile campanilismo, ma perché qua abbiamo una ricchezza immensa. Se noi pensiamo che noi abbiamo avuto tra i più grandi scrittori del mondo, da Pirandello a Camilleri, a Sciascia, a Bufalino, Consolo, abbiamo avuto veramente i più grandi poeti, abbiamo avuto i più grandi musicisti, Bellini, Sollima, cioè abbiamo avuto veramente le più grandi opere d'arte. Dobbiamo comprare anche il nostro turismo. Certe volte noi siamo esterofili, abbiamo bisogno di andare via per capire poi quello che abbiamo lasciato. Invece sarebbe bene
occuparci immediatamente delle nostre cose. Forse quest'estate, proprio perché non possiamo andare via, ci dovremo accontentare di rimanere nella nostra terra, ma questo accontentarsi significa investire su questa terra, principalmente noi che ci viviamo, perché è più facile andarsene, è più facile. Io sarei potuto andare via, magari sarei diventato più famoso, avrei avuto più successo, avrei avuto pezzi hit nelle radio. Invece io ho deciso una strada parallela, un solco più lento ma sicuramente più duraturo, perché sicuramente quello che noi facciamo, quello che fate voi, quello che fa Antonella, quello che faccio io, quello che fanno tutti i musicisti che hanno deciso di resistere in Sicilia, di vivere in Sicilia, è quello di difendere questa terra da troppa retorica che l'ha distrutta. Invece noi che compriamo siciliano e che siamo come si dice, la reclam più autorizzata per poter dire veramente comprate tutto quello che nasce in Sicilia, perché quello che nasce in Sicilia è buono, non solo perché è autentico, ma perché ha un'aria che non troverete da nessun'altra parte, perché dentro questo prodotto siciliano, che può essere una canzone, può essere un piatto di pomodori, può essere una farina particolare, può essere un abito da sposa, può essere un prodotto, un vino, dentro quel bicchiere di vino c'è tutta la passione della Sicilia. Guarda Mario, tu non sai quanto ogni parola che tu hai detto abbia un peso straordinario, perché è il messaggio proprio di Io Compro Siciliano, ogni parola che tu hai detto. Davide, io penso che Mario, non avrebbe potuto meglio esprimere quello che poi sono state queste settimane, no? Assolutamente. Assolutamente, lui, come abbiamo scritto, hai scritto tu, hai definito tu, è un ambasciatore della musica, dell'identità siciliana nel mondo. Sicuramente alla fine lo chiamerò per fare anche come dire, farà l'immagine magari anche di questo progetto, nel senso che lui ne è un rappresentante per le belle parole vere, perché poi alla fine ti devo dire, tutte queste parole io mi auguro che poi si possano mettere a rete o a sistema, perché è quello che a volte non ha funzionato in Sicilia. Vabbè, oggi Io Compro Siciliano ne è una testimonianza, ma la rete, quindi tutti andiamo verso un unico obiettivo e puntando a quell'identità e qualità, sicuramente è la carta vincente. Quindi complimenti, io ti ammiro, ti apprezzo e devo dire, lo dico in anteprima, li ho pure visti insieme Antonella e Mario in un'occasione, ho avuto questo onore, ma forse preferisco che lo raccontano loro, ma io mi sono emozionato a vedere qualcosa di esclusivo. Mario è esclusivo proprio, sempre. No, io proprio, vai. Proprio perché tu stai dicendo questo, Davide, vorrei ritornare un attimo ad Antonella. Antonella è anche lei una grande eccellenza, dicevo una grande imprenditrice, 15 aziende in tutto il mondo. Lei stava dicendo quanto per lei sia importante questo adattamento del tema della sicilianità, perché in realtà la narrazione del matrimonio è una cosa alla quale lei sta tanto attenta, al punto che accade che c'è questo incontro ha voluto, e tra l'altro anzi noi vogliamo fare i saluti anche ad Antonio Vasta, musicista. Ciao Antonio, ciao meraviglioso Antonio. Accade proprio che queste due volontà comuni fra la moda e la musica, la cultura, si uniscono e accade che Antonella accade in pratica per me la realizzazione di un sogno meraviglioso al quale ci lavoravo mentalmente da almeno 2 o 3 anni. Quando per la prima volta ho rincontrato Antonio, ne abbiamo parlato 2 anni prima, poi pian piano ogni tanto ci sentivamo e avevamo questa volontà di volere proprio raccontare il matrimonio come fosse realmente in Sicilia. E da lì abbiamo contattato Mario e abbiamo creato questa sinergia, questa unione. Abbiamo fatto ricerca di serenate antiche del 1700, Mario le ha messe e ha dato, Mario e Antonio hanno creato uno spettacolo meraviglioso con le mie spose. Ho presentato la collezione dei SIO attraverso la stilista Elisabetta Polignano, eccellenza del Made in Italy sposa.
in Italia, e da lì è scattata una molla, perché è come se si è aperto veramente un mondo diverso per me, soprattutto come atelier, perché le ragazze e le mamme si sono riviste, come posso dire, hanno ricordato i loro tempi, le nonne hanno ricordato i loro tempi, per cui la tradizione del matrimonio, abbiamo capito quanto sia importante ancora nelle spose di oggi la tradizione del nostro matrimonio. L'evento l'ho voluto chiamare Di Siu d'Amuri, e già questo titolo è un suono, è una melodia per me e per noi. Ci abbiamo lavorato parecchio, vero Mario? Abbiamo lavorato tanto, al contrario continuavo a dire, però Mario e Antonio dicevano sì, e non era, io penso che per loro non sia stato semplice adattare il tutto ad un concetto di sfilata moda, io penso, soprattutto di sposa. Sono stati grandiosi in questo, mi hanno sopportato, devo dire anche questo. Però, tra l'altro c'è stato, Antonella, siamo riusciti a portare questo spettacolo fatto al Parco Ialari da una situazione di provincia ad una situazione nazionale, perché poi comunque questo spettacolo è balzato anche sulle scene di Milano, col White Stuff è diventato nazionale anche sui social. Di questo, diciamo, di questo spettacolo, di questo evento io sono veramente orgogliosa. Sicuramente che si è svolto tra l'altro a Parco Ialari, giusto? Sì, ovviamente al Parco Ialari, perché il Parco Ialari è una, come si può dire, vabbè, quello è nel DNA della mia famiglia, nel sangue ci scorre dentro. Qualsiasi no, cosa, ma lo dico perché invece è un grande parco pieno d'arte, è un parco importante, noi l'abbiamo visitato con Vera, perché abbiamo visto quanto è importante non solo la parte dedicata alle opere, ma proprio questa spiegazione legata al territorio, questa produzione bio, quindi abbiamo conosciuto bene il parco Ialari. Diciamo che è tutto un piccolo mondo che diventa un grande mondo, perché all'interno del parco ci sono talmente tante realtà che si potrebbero portare fuori, che neanche noi forse riusciamo, per noi di famiglia, molte volte non riusciamo neanche a comprendere. Stiamo cercando di trasmettere il tutto alla terza generazione, perché allora i nostri genitori, la famiglia Giorgiani Pietrini l'ha trasmessa a noi la stiamo trasmettendo ai nostri figli, ai nostri nipoti, quindi cerchiamo di incontrarci periodicamente al parco, li stiamo istruendo in un percorso, educando. Sì, questo sì. Anche perché se non capiscono, allora è vero che noi dobbiamo rimanere, io sono una di quelle che nel momento in cui doveva andare via non si è spostata. Credo che possiamo lavorare bene da qua, lavorando anche con l'esterno, questo sì, perché ormai oggigiorno questo si può fare, però è anche vero che il Sud non deve essere abbandonato, soprattutto da chi è eccellenza, no? Dai medici, dai professori, dagli artisti, perché se ce ne andiamo alla fine, dico, rimane vuoto, rimane perso. Ma noi siamo la testimonianza che crediamo nel fatto che bisogna costruire qui. E devo dire, sai Antonella, questa risposta di 160.000 siciliani che in 2 settimane hanno detto sì, portiamo avanti noi, è una grande conferma. Io, permettetemi, vorrei leggere qualche messaggio. Allora, Dario Mongioi dice... tutto super organizzato, forse era presente la manifestazione, tutto meraviglioso, tutto fantastico, emozionante, dice Simona Polli. Anna Dauccia, Parco Ialari tra sogno e realtà. Silvia Di Falco, artista meravigliosa da Taormina, ci dice: quando le eccellenze si incontrano e creano insieme un evento così esclusivo in un posto magico come il Parco Ialari, la magia rimane indelebile nelle nostre anime. Bellissime parole.
Ancora Salvatore, l'ho scrudato, buongiorno, per facilitare gli acquisti volevo sapere dove si trova un elenco di tutte le aziende. Salvatore, potrai collegarti direttamente alla nostra pagina, al nostro gruppo, e troverai un video che è un po' un tutorial fatto da Francesco Caravello, dove avrai tutte le informazioni. Chiara Seidita dice: l'identità che abbiamo sposata alla qualità diventa prodotto, che con l'unione e la forza della rete diventa progetto. Io compro siciliano. Complimenti, vi seguo sempre e mi emoziono sempre. Ho già inviato i dati della mia azienda, quindi sapete, la mail è info@iocomprosiciliano.com. Beh, accade questo perché adesso voglio creare il punto di incontro tra Antonella e Mario. Accade che un tema importante in questo evento che hai organizzato era appunto il racconto del matrimonio siciliano, ma tu hai fatto un po' una ricerca su quelle che sono le serenate quelle antiche. E qui Mario sto venendo da te. Ha fatto tutta una ricerca sulle serenate. Guardate prendo un po'. direttamente la chitarra, guarda. Opera sua, la ricerca delle serenate, opera di Mario. Aspetta, devo riaccordare la chitarra che l'ho accordata ieri in un altro modo. Tu prenditi un minuto Va bene, io nel frattempo che Mario... Allora, dicevo appunto che il tema è stato quello della sicilianità, e tu dicevi c'è stata la scelta proprio delle ricerche delle serenate, ricerca che poi musicale ha fatto Mario, e che ha sposato perfettamente questo grande defilé, che veramente è stato un evento importante non solo nel territorio, perché c'era veramente un po' il mondo che era venuto ad assistere a questo evento. E la cosa meravigliosa è che avete raccontato anche in musica quella che è la nostra storia, la nostra sicilianità. Io prima di ascoltare Mario volevo continuare, forse ci siamo, ci sono alcuni saluti. Il Faraone Palermo è d'accordo, saluta tutti quanti. Alessa Smile and Food è in collegamento. Vi ricordo che da oggi parte Io Compro Siciliano, chef alle 14:30, adesso ne parlerò fra poco. Alessia, buongiorno a tutto il mondo. Ciao Alessia Smile and Food. Beh, io penso che forse Mario è pronto. Ci sono. Eccoci. E allora, devi sapere che tutte le spose che si affacciavano alla finestra, per convenzione, avevano un nome solo. Per diciamo, facilitare il cantore, il musicante a non sbagliare. Quindi la sposa che si affacciava era identificata con il nome Rosa, sempre. E se per disgrazia io perdo a Rosa, mi faccio monaco di la certosa, e voglio fare le cose più strane, e voglio ir per terre lontane. E Rosa fu l'unica che mi piaceva, solo delizio del cuore mio. E Rosa fu l'unica che mi piaceva, solo delizio del cuore mio. E se per disgrazia io perdo a Rosa, io ho quelle carte e perdo ogni cosa, e voglio partire per fuori al regno, e voglio perdere so che io è tegno. E Rosa fu l'unica che mi piaceva, solo delizio del cuore mio. E Rosa fu l'unica che mi piaceva, solo delizio del cuore mio. E se per disgrazia io perdo a Rosa, io nasco pazzo e mi metto in posa, e voglio vivermi tutto l'ovino per contrastare sto tempo destino. E Rosa fu l'unica che mi piaceva, solo delizio del cuore mio. E Rosa fu l'unica che mi piaceva, solo delizio del cuore mio. Ti amiamo, Mario! Grazie. Meraviglioso. Senti Mario, ma tu parlaci,
prima che ci fosse questo momento che stiamo vivendo, stavi portando 2 spettacoli, 2 produzioni in giro, una legata a Modugno e l'altra invece che è Barba Blu. Sì, sì, sì. 2 produzioni molto belle a cui io tengo moltissimo. Fra l'altro abbiamo fatto un debutto bellissimo in Sicilia di Barba Blu, al teatro di Barcellona Pozzo di Gotto, strapieno, Antonella era presente, fu una grande serata veramente. Niente, aspettiamo tempi migliori. Per ora il nostro mestiere è messo un attimo all'angolo, è congelato, è frizzato. Aspettiamo di ritornare in palcoscenico, aspettiamo di ritornare in teatro con tutte chiaramente le misure di sicurezza, però dobbiamo tornare a lavorare nei nostri posti, perché quello che ho detto ieri durante un'intervista per il 1° maggio, noi siamo lavoratori a tutti i livelli, a tutti gli effetti, per cui non solo noi che mettiamo la faccia, ma c'è un indotto dietro, una filiera che lavora per noi, tecnici, assistenti, uffici stampa, agenzie, collaboratori, musicisti che sono a casa, che hanno famiglia, quindi dobbiamo in qualche maniera tornare di nuovo a lavorare nei nostri posti deputati, perché questo è bello, tutto quello che noi stiamo facendo, i concerti in streaming, prestare la voce ad attività benefiche è bellissimo, però non dobbiamo dimenticare che questo è il nostro lavoro e anche noi abbiamo bisogno di tornare a lavorare nei nostri luoghi di lavoro e che qualcuno ci dica quando e come fare, perché stiamo aspettando una risposta che non arriva, perché la cosa curiosa è assistere sempre a questa sorta di invisibilità. Noi siamo invisibili, siamo una categoria che c'è, è necessaria, ma che non è considerata tale. Per cui se non c'è si sente che non c'è, perché io penso che senza gli artisti questa quarantena sarebbe stato un disastro, però non è contemplata fra le categorie di lavoratori. Allora io voglio dire che questa categoria è realmente una categoria che lavora, che produce il 2% del PIL nazionale, che ha famiglia, che investe su tempo per studiare, per creare, quindi non è una cosa, non è un passatempo. C'è sempre una frase di Antonio Vasta per sua madre, per fare capire a un'altra signora chi fosse suo figlio, cioè un'amica di sua madre per fare capire a un'altra signora chi fosse il figlio della signora Enza, parlando di Antonio, disse: ah sì sì, Antonio, chi gioca se passa il tempo con la musica. Invece non è così, noi non ci passiamo nessun tempo, noi viviamo di musica, abbiamo questa grande passione, ma lavoriamo, non è un passatempo. Quindi anche in questo caso comprare siciliano significa comprare la nostra musica, la nostra arte, proprio perché ha un valore commerciale. Grazie di nuovo per quello che stai dicendo, perché tanti artisti fanno parte di questo meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano e capita proprio di parlare e fare riflessione su quello che tu hai appena detto, quindi ancora grazie. Noi chiudiamo i lavori, io partirei un attimo da Antonella. Antonella? Allora, io intanto voglio dire che quando abbiamo avuto la possibilità di assistere ai spettacoli di Mario e di Antonio, vederli, dire che crea un'emozione, è poco. La mia soddisfazione è quando, magari quando invito amici a vedere i loro spettacoli, uscendo da là, scoprono un mondo che magari prima non avevano ancora non avevano avuto modo ancora di apprezzare. Io sicuramente in un angolino piccolo, e già l'ho anticipato Mario ad Antonio, della mia mente, ho l'intenzione di creare un altro magnifico spettacolo appena sarà possibile. Cambiando ovviamente argomento, non ti farò studiare, ti porterò diciamo un altro argomento, Mario, che dobbiamo con grande piacere studiare, sempre parlando di sicilianità, che sono infiniti gli argomenti, non voglio però dire nulla prima. Ho intenzione di fare un altro spettacolo meraviglioso con le mie spose, con i miei abiti e come dice Davide, che quando vede le mie ragazze sfilare dice che suscitano in lui un'emozione meravigliosa. Quindi, no, Davide dice che le tue spose sono tutte da sposare.
Assolutamente. Le mie spose, allora io penso, io dico, poi ovviamente ognuno ha il suo lavoro. Io quando guardo le mie spose è vero che mi innamoro di ognuna di loro. Sarà perché le accompagniamo in questo momento per loro molto particolare, no? Sarà perché diventano pian piano con le prove diventano delle creazioni. Dal momento in cui entrano al momento in cui escono, sono sempre accompagnate da noi e comunque la cosa bella è che si ricordano di te nel tempo, negli anni. Chiaro. E le cose che mi scrivono dopo 10 anni. In questi momenti mi hanno scritto ragazze veramente dopo 15 anni. E quando le chiamo ora, perché ho cominciato comunque a chiamarle dopo una settimana di chiusura, ho cominciato a chiamarle per sentirle, ancora sto continuando giorno dopo giorno. Però la cosa che ti colpisce è che ti dicono grazie per avermi chiamato. Allora io dico ma grazie di che? Ma grazie perché? Grazie perché mi hai pensato, grazie perché... Ma Antonella, lo sai che cosa? Che noi in realtà abbiamo anche un'altra cosa che è proprio questa naturalezza, questa spontaneità nei rapporti, no? Che è anche un elemento distintivo. Antonella, io do adesso la parola a Mario. Volevo nel frattempo anche salutare chi ci segue dal mondo, perché abbiamo nel gruppo di Io Compro Siciliano anche tanti siciliani, chi vive in Inghilterra, in America, quindi saluti a voi. Poc'anzi leggevo un messaggio, c'era anche chi era nel Comasco che ci salutava, in questo momento mi sfugge, però volevo salutare anche i siciliani che non vivono in Sicilia e che però continuano ad essere abbracciati a noi. Mario Incudine. Eccomi, no, allora salutiamo intanto tutti i nostri amici che vivono all'estero e che hanno la Sicilia nel cuore. Allora ogni volta che io vado fuori trovo un'accoglienza straordinaria. Ci sono altre 20 Sicilie sparse per il mondo e questi nostri amici non hanno mai dimenticato la potenza delle loro origini. Quindi a loro un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo per la loro vita. Speriamo che possano ritornare presto a vivere la nostra Sicilia. Niente, poi io vi ringrazio perché io sono un sicilianista convinto, sono uno che ha investito tutto sull'amore per la Sicilia, quindi vedere un marchio così, Io Compro Siciliano, per me è un grande manifesto di amore e di devozione verso la nostra terra, per cui lo farò mio e ne sarò testimonial, diciamo così, sano, ecco, portatore sano di questo marchio, perché dovremmo stamparcelo tutti quanti nelle magliette, perché noi abbiamo delle risorse che sono enormi, immense. Dobbiamo soltanto noi essere orgogliosi di essere siciliani. Voglio concludere con questo aforisma di Pino Caruso che diceva: in Sicilia abbiamo tutto, è il resto che manca. E io mi sono chiesto sempre che cosa fosse questo resto. Mi sono sempre chiesto cosa fosse questo resto che mancava. Davide ora prima accennava al fatto che non c'è cooperazione tante volte. Ecco, secondo me il resto che manca è il coraggio di instaurare rapporti, la fiducia fra persone. Siamo sempre guardinghi, sempre diffidenti, sempre come se qualcuno ci volesse in qualche maniera tradire. Invece dobbiamo avere fiducia nell'altro, soprattutto essere uniti. Una cosa che sto verificando in questo momento tra artisti: questo è il momento in cui ci siamo consorziati, ci siamo messi insieme, abbiamo tolto il narcisismo becero e l'onanismo intellettualistico e ci siamo messi insieme perché abbiamo capito che fare fronte comune è sempre meglio che primeggiare. Meglio fare parte di una compagnia variegata che fare un monologo, perché fare un monologo ha la bellezza di quel momento, ma poi ti giri a destra e a sinistra, non vedi compagni di viaggio e quel palcoscenico ti sembra scarno e ti sembra vuoto. Mentre io ho fatto spettacoli con 50, 60, 70 persone, le Supplici a Siracusa, lì o là eravamo 20 al Teatro Biondo di Palermo. Ho sempre avuto bisogno di folla sul palcoscenico, perché la compagnia è sempre più forte della narrazione solistica. Poi ci vuole anche quella, chiaramente, però
bisogna essere uniti. Quindi quello che manca in Sicilia forse è il coraggio di fidarsi l'uno dell'altro, di fidarsi gli uni degli altri. Se ci fidiamo, allora non solo noi potremmo comprare siciliano, ma potremmo vendere siciliano dappertutto. Perché è vero che dobbiamo comprare fra di noi, ma dobbiamo anche vendere, esportare questo marchio all'estero. Grazie Mario, grazie. Davide Morici. Davide, io rinnovo ancora... Sì. Vai. No, dicevo, rinnovo ancora a te, a Giuseppe, a Francesco, quello che è stata l'iniziativa di questo bellissimo, di questa ventata di ottimismo, ma non solo, di questo vostro modo di fare, perché sin dall'inizio avete detto che questo sia soltanto non il modo solo di riunirci, ma che possa essere un progetto concreto, un progetto. Quindi grazie per tutto quello che state facendo. Grazie a tutti. Devo dire, parto tanto ringraziando gli ospiti perché, come ho detto prima, ho avuto l'onore, l'emozione, il coinvolgimento di vederli insieme, al di là che poi personalmente li ho visti anche in altre occasioni, ma in quell'occasione di quella sfilata a Parco Ialari, veramente le spose di Antonella sono spose che esprimono sensualità e fascino, e quindi veramente uno si sposerebbe tante volte. E poi l'esclusiva cornice è accompagnata da un maestro della sicilianità, non della musica siciliana, proprio siciliano, è un significato ancora più ampio. Siciliano, mentre sono convinto che Mario, come molta gente della Sicilia, in qualsiasi cosa fa, perché il siciliano non è solo mentre canti, è sempre. Devo dire grande artista, e ho visto quest'unione in occasione di queste serenate che accompagnavano le uscite delle rose, per come le ha chiamate. Bellissima esperienza. Detto questo, mi leggo a quello che dicevo prima e che comunque ha accennato anche Mario sulla rete. Dobbiamo avere il coraggio dobbiamo fare rete, dobbiamo essere più fiduciosi, non chiuderci, perché oggi con questo reset del coronavirus e quello che ha portato, la rete farà la differenza. Lo ha sempre fatto, ma oggi ancora di più. Si è un po' più propensi, prova neanche questo progetto Io Compro Siciliano, ma sicuramente la rete deve essere vincente. Qualità e identità dobbiamo portarla avanti, e mi permetto di anticipare una cosa anche tecnica che è legata, tu dici sempre inserite i vostri dati, i dati delle vostre aziende in iocomprosiciliano.com, ma sicuramente, anzi non sicuramente, vi do già l'anteprima che domani vi agevoleremo, visto l'immensità di mail che riceviamo, anche per aiutare tutti a poter inserire i propri dati. Domani presenterai anche questo sistema di inserimento dati che sarà più semplice, che girerà all'interno del gruppo stesso. Identità è quella dell'artista, l'identità di un prodotto, l'identità del Io Compro Siciliano. La prossima settimana vi presenteremo il sistema Io Compro Siciliano, ma fondamentalmente è mettere a sistema quello che fino ad oggi abbiamo fatto, affinché possa durare nel tempo e possa essere venduto con testimonial come Mario, ma comunque con testimonial personali, che sono il voler portare in giro, sia nel territorio ma anche in giro per il mondo, il messaggio Made in Sicily. Quindi Io Compro Siciliano. Grazie. Posso aggiungere una cosa? Certo. All'inizio di questa quarantena, con Marcello Mandreucci, che è un mio carissimo amico, un grande cantautore, abbiamo scritto una canzone che si intitola Siciliani. La trovate su YouTube, andatela a sentire perché l'abbiamo fatta diventare l'inno della sicilianità. È una canzone a cui tengo moltissimo. Siciliani, andate su YouTube, Mario Incudine e Marcello Mandreucci, e fate la vostra. Ecco, questo è un altro modo per comprare siciliani, ma soprattutto per divulgare la bellezza del nostro DNA. E noi lo faremo senz'altro, Mario. Tra l'altro Marcello è anche un nostro carissimo amico, Marcello Mandreucci. Allora, io vi do alcuni riferimenti. Oggi alle 18, mi raccomando, aperitivo social con Francesco Caravello, non potete mancare, avremo veramente anche lì ospiti, ma oggi parte un nuovo appuntamento. Io Compro Siciliano Chef. Da Palazzolo Acreide ci sarà la fantastica
fantastica Alessia Smile and Food, anche lei ci farà un po' viaggiare nel territorio, nel gusto. Sarà bello interagire con voi, potrete scrivere, potrete anche chiedere quelle che sono le vostre ricette con le cose che avete a casa, quindi potrete realizzare direttamente con Alessia i vostri piatti, sempre parlando di prodotti tradizionali, quindi mi raccomando 14:30 non perdete questo appuntamento nuovo di Io Compro Siciliano Chef. Domani noi saremo con Francesco Caravello e con la rubrica Chiedimi pure. Domani parleremo di viaggi, di turismo esperienziale con il grande Francesco Caravello, ma sapete dove andiamo? Andiamo direttamente da Bambar a Taormina, il re delle granite, conosciuto in tutto il mondo, quindi sarà un'esperienza del gusto meravigliosa, non perdetela. Io finisco ogni appuntamento in questo modo, amici. No, Mario, no. Vieni avanti. Vieni avanti, Antonella. Adesso, naturalmente, dobbiamo finire con 3 parole magiche. Io compro siciliano. Grazie a voi. Io vi aspetto oggi alle 16 su Desio per un'altra diretta. Seguiteci. Okay. Io compro siciliano, ciao. Ciao, grazie. Ciao.